Buongiorno. Eccoci qua, tornati con un nuovo video. Oggi sono diretto sul monte Osternig e se ho fortuna riesco a vedere il mare di nuvole in Austria, perché il monte Osternig dà giusto su tutta la valle del Gail. La prima tappa è il rifugio Nordio, che di solito è sempre aperto, anche d'inverno, però vediamo quando arriviamo su. Rifugio Nordio, poi in mezzo al bosco e poi Osternig. Ecco, quello che avete visto è il rifugio Nordio e adesso è chiuso, probabilmente lo aprono d'inverno, magari con la stagione sciistica, ci può stare. E niente, adesso farò una piccola deviazione che vi mostro un posto stupendo che si chiama Dolinza Alm, che è in Austria, perché qua siamo a 5 minuti dal confine. Ora, sottobosco infinito, non è mai bello fare una discesa mentre si sale, vuol dire che dovrei faticare di più. Attenzione, animali al pascolo. Non so se parla di me, o delle mucche, non so. Finalmente siamo fuori dalla selva oscura che la diritta via era smarrita. No, non era smarrita, sapevo dove andare. Così morbidoso questo prato, bellissimo, sembra di stare su un tappeto, bello. Allora, ho alzato un attimo il drone e il mare di nuvole c'è ancora, quindi spero che per quando sono su non sia sparito. E non è la prima volta che lo vedo, cioè qua sì, sarebbe la prima volta, però l'ho visto già un po' di volte, ma è sempre stupendo. E ditemi nei commenti se l'avete visto qualche volta. Momento polemichina, giusto veloce. Cioè, che senso ha lasciare i bisogni dei cani nei sacchetti in montagna? Io non capirò mai sta cosa. Allora, quando vado a Cividale, in città, vedo bisogni fatti lì senza raccoglierli, no? Invece in montagna è il contrario. Cioè, ma che senso ha? È biodegradabile, lasciatela lì e fine, non nel sacchetto e poi lasciate lì il sacchetto. Vabbè, fine polemichina. Intanto da qua si può vedere un panorama niente male. Allora, Montasio. Poi sotto lì c'è lo Jof di Miezenot, pronunciato preciso. E Jofwart, ma non sono sicuro. Poi lì c'è il Lussari, cima del cacciatore.
E di qua, allora, Monte Akomizza quello piccolino e Mangar là dietro, in Slovenia. Quello laggiù, dietro, non so cos'è. Triklau? No. Non lo so. C'è un po' di vento, ma me la rischierò lo stesso col drone, perché se c'è il mare di nuvole è proprio un peccato non farlo volare. Magari lo tengo verso qua, così se rotola lo recupero. Non devo andare a cercarlo in Austria. Oddio, che bello. Non potete capire. Mamma mia. Stupendo. Eccoci sull'Osternig, non è questo, è quello là, però questa è la catena, diciamo. C'è un vento assurdo, ho fatto volare il drone e in fase di decollo mi è caduto tipo da 1 metro e si è rotta l'elica, quindi faceva un rumore strano. Ho avuto fortuna che funzionava, perché altrimenti ciaone. Ero anche senza eliche di ricambio qua, benissimo. Avete visto il mare di nuvole che è bellissimo. Qua all'alba deve essere una roba UFO. Adesso niente, scendo giù perché in questa aria incredibile non riesco neanche a respirare. Quindi scendo giù e poi vediamo, mangerò un po' di netto. Ho deciso di tornare indietro per dove sono venuto, perché stasera devo andare a un compleanno, quindi devo fare le cose un po' in velocità, e allora torniamo per qua. E sì, perché di solito si fa un anello, si va sul monte Akomizza e volendo, però quello voglio farlo al tramonto. Deve essere una figata. Sì. Sto scendendo la macchina, ancora 10 minuti sono arrivato, direi di salutarci qua. E è stato un bel giro, mi è piaciuto, soprattutto in cima. Ovviamente lo spettacolo che c'era oggi era difficile che venisse un giro brutto. E niente, lasciate un like, iscrivetevi e lasciate qua sotto un commento se anche voi avete visto il mare di nuvole qualche volta nella vita, che non è una cosa scontata, perché ci vuole tanto studio o tanta fortuna. Io ho avuto, diciamo, 50-50, dai. Ci vediamo al prossimo video, che non so dove sarà, ma ci sarà. Ciao!